La mobilitazione è iniziata da giorni in tutta la Marca. Le penne nere della provincia di Treviso si muovono verso l'Abruzzo per partecipare all'88esima Adunata Nazionale. Si calcola che saranno circa 5.000 gli alpini che sfileranno domenica all'Aquila. Io sono in partenza come molti sono partiti ieri, molti partiranno oggi, la massa passa oggi perché tutti vorrebbero poter essere presenti domani nel momento dell'apertura della Adunata Nazionale all'Aquila, essere quindi presenti, in particolare il pomeriggio con questo sfilamento all'interno della città, del centro storico della bandiera di guerra. Già partiti anche i 4 muli portafortuna di Anzano, Mila, Orio, Remo e Marna, con le 700 penne nere vittoriesi, a bordo di circa 10 pullman, diverse automobili e persino dei camper. Quello dell'Aquila, dove gli alpini ebbero un ruolo importante negli aiuti post-terremoto, è un appuntamento molto sentito e dietro una manifestazione enorme come l'Adunata Nazionale degli Alpini c'è anche un'accurata macchina organizzativa. È un lavoro veramente enorme che mette in piedi il comitato organizzatore con tantissimi volontari e con l'apporto irrinunciabile delle istituzioni. È un lavoro mediamente di 1 anno e mezzo per portare a compimento l'organizzazione di una Adunata Nazionale. È un evento che, a detta dell'Università di Milano, è unico nel suo genere in Italia, è uno tra gli eventi maggiori a livello mondiale. Domenica Rete Veneta seguirà tutte le fasi dell'Adunata Nazionale dell'Aquila con una lunga diretta da mattina a sera. All'Adunata sarà dedicata anche la puntata di Focus, il talk show condotto dal direttore Luigi Bacialli, non da questa sera a partire dalle 21:05.